Per esempio, la formula di Black-Scholes non dipende dalla pendenza media mu che ha il prezzo. Anche questo è molto strano. Non dipende da quello, ma dipende solo dal rendimento medio degli investimenti privi di rischio. Bene, la morale insomma è che uno arriva a una formula che ha avuto talmente tanto successo che poi ha creato anche dei disastri. Queste proprietà che poi ci sono nel modello standard che portano alla formula di Black-Scholes sono proprietà che assolutamente non funzionano nella realtà, sono diciamo una falsificazione della realtà. Bene, che cosa ha fatto questa scoperta? Praticamente si dice, insomma si riconosce che il Black Monday del 1987 è stato in larga misura una conseguenza dell'uso incontrollato di queste procedure di hedging sulle opzioni proprio modellate da Black-Scholes. Praticamente cosa succedeva? Se uno nel mercato a un certo punto per qualche ragione ha un forte calo degli indici, cosa deve fare? La gente è spinta ad aumentare le posizioni a breve, cioè quindi a incrementare questa esposizione a breve per compensare queste cadute dell'indice. Ma il problema è che se la caduta è molto forte, tutti quanti corrono a vendere sostanzialmente, perché se io incremento la mia posizione a breve vuol dire che mi faccio prestare altri titoli e li vendo subito sul mercato. Questo non fa altro che accrescere la tendenza a ribasso in modo drammatico. Allora succede che praticamente i meccanismi di hedging della teoria di Black-Scholes portano automaticamente a un crash ancora più grosso. Cioè è come un effetto valanga che si crea. Questo è riconosciuto, è stato il motivo principale di questa grossa crisi del Black Monday. Vedete, eccezionali ritorni negativi che non sono previsti dal modello, perché il modello di Black-Scholes si muove nell'ambito gaussiano, quindi i ritorni negativi forti non esistono per il modello, non hanno cittadinanza, però ci sono nella realtà dove io vado a operare, determinano praticamente l'impossibilità di attuare l'edging, e l'edging stesso non fa altro che aggravare la situazione. Questo è un esempio di crash finanziario. Allora, e vedete, quando c'è un crash, gli operatori si trovano in questa situazione piuttosto drammatica. Bene, allora adesso apro un momento di riflessione. Torniamo a pensare allora, quale può essere il ruolo dei fisici nello scenario che ho delineato. Perché diciamo che questo sviluppo dell'option pricing secondo Black-Scholes e così via, questo uso molto esteso, illegittimo del modello standard, eccetera, hanno appunto denunciano dei grossi limiti che ci sono nell'attuale teoria della finanza, come viene applicata. Nello stesso tempo vi ho detto che i fisici invece vedono le cose da un punto di vista dei sistemi complessi, cioè oggi il fisico guarda queste cose con l'idea di applicare quello che ha imparato su fenomeni, sistemi complessi, applicarlo qui. Allora facciamo un momento di riflessione su cos'è la fisica, cos'è la finanza, perché questo è importante a questo punto e credo che risponda anche un po' a inquietudini che vedevo nel pubblico prima di cominciare, sentivo dalla gente. Allora, dunque, intanto le leggi fisiche sono diverse dalle leggi dell'economia e della finanza. Perché sono diverse? Perché le leggi fisiche in realtà basano la propria esistenza e la propria verificabilità sul fatto che valgono principi di invarianza, principi di relatività. Allora, è chiaro che per esempio in fisica io mi aspetto che se faccio un analogo esperimento fra un mese nelle stesse condizioni troverò gli stessi risultati. Allora, nel campo dell'economia e della finanza assolutamente questo non è garantito.
Perché? Perché le leggi dell'economia e della finanza sono leggi che dipendono da scelte dell'uomo, da comportamenti dell'uomo che non garantiscono questa assolutezza, questa universalità. E questo è un fatto importante che deve tenere in conto l'economista, il finanziario e anche il fisico che si accosta a questo tipo di problematica. Il problema è che nella finanza e nell'economia ci sono delle scuole molto assiomatiche, così si definiscono, e queste scuole assiomatiche hanno la tendenza a portare avanti dei postulati che sono assolutamente non confortati da esperienza. Cioè si parla a livello di postulati che sono così quasi dei dogmi. Adesso non so se ci siano economisti nell'uditorio, non voglio essere, come dire, polemico, ma così è la verità. Cioè se c'è una differenza grossa fra lo scienziato fisico e lo scienziato economista, è che il fisico è abituato, primo, a guardare sempre gli esperimenti, è sempre abituato a mettere in discussione tutto, tutti i dogmi sono continuamente messi in discussione, perché la scoperta che un paradigma non funziona può essere una grande chance per un fisico di diventare famoso. Va bene? In economia c'è, chiaramente siamo in un ambito molto diverso, in economia quello che succede oggi, e forse è sempre successo, è che nonostante il fatto che uno dovrebbe dire guardate, in questo campo non è che ci siano leggi assolute universali, bisogna andare coi piedi di piombo. È chiaro che bisogna operare, bisogna fare qualcosa, ma non si può pensare che i dogmi siano assolutamente validi, perché i dogmi chiaramente possono essere fallaci, anche se suonano dogmi molto sensati, buon senso. Cioè uno sente certe cose, per esempio, non so, ti dicono, dice, gli economisti dicono, quando ci sono tanti operatori che fanno, comprano, vendono, cercano di seguire il proprio interesse, però alla fine tutto convergerà nell'interesse generale. Questa era un'idea essenzialmente di Adam Smith, loro ci credono, però è più un'idea politica che un'idea, come dire, scientifica. Purtroppo è così. Il valore di un'azione rispecchia tutte le informazioni che ci sono su quell'azione. Noi sappiamo benissimo che i valori delle cose sono molto poco rispecchianti i fondamentali, per esempio. Quindi assistiamo costantemente a delle contraddizioni enormi fra quello che viene enunciato e quello che succede. Allora, quello che succede allora, c'è questo scenario in cui sul versante economico-finanziario ci sono forti posizioni di tipo abbastanza dogmatico, mentre quello che uno dovrebbe fare e che anche i fisici dovrebbero fare, perché anche su di loro c'è da dire qualcosa, è quello di guardare ai dati empirici, cercare di descriverli con modelli fedeli che riproducano i dati empirici, i dati storici essenzialmente, e non pensare che necessariamente i modelli che si formulano siano universalmente validi nel tempo e nelle varie situazioni. Questo non è purtroppo, e questa sarebbe una cosa che piacerebbe al fisico, perché al fisico non piace fare una legge che può essere non valida fra 2 anni. Purtroppo questo è un campo dove, per esempio, pensate, se io trovo una bella legge finanziaria che permette di fare, non so, dell'arbitraggio, delle cose interessanti, automaticamente il successo stesso di questa legge andrà a cambiare il comportamento del mercato, perché la gente imparerà il trucco e quindi ci sarà una conseguenza che il mercato si adatterà e cambierà un po' le sue caratteristiche. Quindi la condanna è che se fai qualcosa di potenzialmente importante e non lo tieni strettamente segreto, rischi di perdere subito la incisività di quello che stai facendo.
Allora, io credo che i fisici effettivamente possono raccogliere questa sfida di fare modelli con modestia che cerchino di rappresentare quello che si impara dai dati storici in maniera molto attenta, senza la pretesa di fare assiomi e cose del genere. Da questo punto di vista, per esempio, vi porto qui un saggio che è apparso un paio di anni fa, dopo la crisi del 2008, autore è Jean-Philippe Bouchot, che è un importante econofisico francese, che si intitola, questo è apparso su Nature, quindi è una rivista con grande prestigio scientifica, dice: l'economia ha bisogno di una rivoluzione scientifica. Essenzialmente quello che Bouchot qui lamenta è frutto del fatto che troppo in economia certe scuole assiomatiche hanno troppo dato importanza a delle dottrine che erano dogmatiche e che poi creano disastri. Per esempio, non so, la crisi dei subprime, eccetera. Quando anche in questo campo finanziario uno introduce nuovi strumenti, bisognerebbe agire più come quando si introduce un nuovo vaccino, cioè se in farmacologia uno fa un nuovo vaccino, beh, lo deve testare, deve fare un sacco di cose per essere tranquillo che una volta introdotto nella pratica questo non crei dei disastri. In economia non è così. La gente che crea un nuovo prodotto che potenzialmente si capisce può essere abbastanza dirompente, dice: beh, tanto poi ci pensa Adam Smith, c'è la mano invisibile di Adam Smith che metterà a posto le cose. Quindi bisogna stare molto attenti. È chiaro che l'economia è un campo dove molti che la praticano la considerano anche una disciplina politica, dove uno dice: beh, io vorrei che il mondo andasse in questo modo. È un punto di vista un po' politico, però. Il problema è che il mondo poi va in un altro modo. Quindi bisogna scegliere se si vuole essere più vicini ai fisici o più vicini a queste posizioni dogmatiche. Io chiaramente sto dalla parte dei fisici. Allora, arrivati qui, credo di essere già un po' fuori tempo, posso dedicare ancora qualche minuto a quello che, diciamo, io ho detto, i fisici prendono la sfida per cercare di fare dei modelli che siano il più possibile fedeli, che possano anche, fra l'altro, questa è una sfida importante per i fisici, devono essere modelli che servono a qualcosa. In questo i fisici devono stare attenti, non possono fare solo modelli che descrivono. Giustamente in questo campo bisogna anche fare dei modelli che possono essere applicati per fare qualcosa. Io vi do un momento la scena a Padova, nel senso che io a Padova sono responsabile di un progetto piuttosto grosso, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, un progetto di eccellenza dal titolo Scaling Anomalo in fisica e in finanza. E quindi le mie attività, diciamo, di tipo econofisico rientrano in questo progetto, che è già attivo da un paio d'anni, e qui ci sono i collaboratori di questo progetto, e fortunatamente abbiamo anche un collaboratore del Dipartimento di Economia, ma non è un assiomatico questo qua, è un bravissimo econometrico, il professor Camporini. Allora, vi do un'idea così di quello che in qualche modo facciamo. Vi ho parlato prima del modello standard, del modello di random walk di Bachelier, magari vi rinfresco un momento. Vi ricordate cosa sono i ritorni che abbiamo definito, come le differenze dei logaritmi dell'indice a tempi diversi, sottraendo la crescita media.